da Gamma nasce per caso, quando il regista romano Federico Cataldi, nella realizzazione della docufiction per Rai Storia Voci di una terra basilicata, sceglie Rena Nera per raccontare le storie lucane in musica. Ma in realtà noi siamo stati anche interpreti attoriali durante questa avventura e quindi abbiamo percorso insieme alla troupe televisiva la Basilicata in lungo e in largo. L'abbiamo riscoperta e abbiamo provato a concentrarla in questo album libro. Sì, infatti anche il formato è una cosa nuova per noi, avevamo voglia di dare fisicità alla nostra musica, infatti non c'è più un CD all'interno ma un QR code che porta direttamente alle canzoni. Non tenemmo più terra, perché ci hanno ingannata, simma diavolo e simma santa, simma voce tutto quanta, simma diavolo e simma santa, simma voce sti briganta, simma... Il progetto Rena Nera è stato sempre teso verso la riscoperta delle radici. Per noi forse al sud ha più importanza che altrove, perché siamo cresciuti pensando di dover trovare tutto in luoghi lontani da qui, dal lavoro, la bellezza, la dignità, mentre chi ha avuto la possibilità di scegliere di restare e quindi di scoprirla giorno per giorno questa terra, ha avuto anche la possibilità di capire quante risorse ci può offrire e quindi magari di creare delle opportunità, perché no, per i giovani che magari un domani non saranno più costretti a partire per forza, ma soltanto per piacere. Negli 8 album precedenti abbiamo affrontato diversi argomenti, anche quelli sociali o le litiche contadine. In questo in maniera particolare ci siamo occupati solo di storie lucane, come per Forenza, di cui abbiamo raccontato l'ordine dei Templari fondato da Ugo dei Pagani. Per Calvello abbiamo raccontato dei moti carbonari del 1822, di questi 9 fucilati in una contrada calvellese. Tutto questo ho provato a cantarlo nella loro lingua, con l'aiuto degli abitanti del luogo che sono diventati anche amici. Porta colpa, fucile, faccio murare fontanella e a Calvella si ricordano tutte quante. Capa stessa, capa tosta, le vegliere, io e 50. Le contraddizioni al sud non sono così distanti da quelle del resto del mondo attualmente, e che noi le affrontiamo sempre in maniera un poco più teatrale rispetto agli altri, forse perché siamo proprio abituati a far convivere gli opposti quotidianamente, sia nel linguaggio che nella gestualità. Anche in un nostro brano, per esempio Croce e Corna, che è una tarantella tra il sacro e il profano, recitiamo sud e contraddizione, ci facciamo croce e corna. A sud avimmo sempre non bisogna per capire, con una mano te fai croce, una taglietta a cosa ci. A sud chiama sempre per un figlio che non torna, sud è contraddizione, ci facciamo croce e corna. Anche le nostre sonorità sono ibride perché prendiamo degli strumenti etnici di tutto il bacino del Mediterraneo, ma prendiamo quelli nostri autoctoni della tarantella del sud, e poi anche la musica moderna convive in tutto ciò. Tutto questo è il sound dei Rena Nera.